Vince 3-1 la Banca Valsabbina Millennium Brescia al termine di un match molto combattuto in cui il Bisonte Firenze non ha comunque mai mollato. Mazzola schiera Bechis in diagonale con Camilla Mingardi, Segura e De Gradi in posto 4, Beltman e Spic al centro con Francesca Parlangeli come libero. Coach Cervellin presenta Dijkema in diagonale con Wakalor, Fare e Alberti al centro, Santana e Dalderop in posto 4 con Venturi nel ruolo di libero. Brescia parte fortissimo ed il primo set è praticamente a senso unico. Mingardi fa 5-0, un muro di Spic 11-6, poi sale in cattedra Maria Segura che regala il 16-8 e il 22-13 con il set che termina 25-16. Nel secondo parziale parte invece forte Firenze e grazie all'ingresso in campo di Föcchi vola sul 12-8, un ace di Far fa 21-14 e grazie a Nuakalor Firenze chiude 25-17. Il terzo set vede Rivero e compagni accelerare sin da subito e con Segura fa 10-6 e Spic 19-12. A questo punto parte la rimonta del Bisonte che arriva con un muro di Alberti al 23 pari. Si va ai vantaggi e Brescia ha la meglio con il punto decisivo messo a segno da Camilla Mingardi per il 26-24 finale. Nel quarto parziale è Firenze a fare la voce grossa inizialmente, poi si va punto a punto. È Rivero a spezzare l'equilibrio con l'ace del 19-17, poi completa l'opera Camilla Mingardi con 2 punti consecutivi che valgono il 24-20, prima che Rivero metta la parola fine sul 25-21. MVP del match è Camilla Mingardi con 29 punti, per Brescia poi 12 punti per Segura e 8 per De Gradi. Per Firenze non sono bastati i 16 punti di Dalberot e Föcchi e gli 11 di Far. Nel prossimo match trasferta a Cuneo per il Bisonte, mentre la Banca Valsabbina Millennium Brescia affronterà al Palaradi la Epiupo Mica Salmaggiore.